Ecco, intanto ci scusiamo con i presidenti per averli fatti attendere, purtroppo si sono protratti un po' i lavori di commissione. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, l'audizione del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la commissione sulla web TV della Camera dei Deputati. Ringrazio i presidenti Fontana e Zaia per la loro presenza e do la parola al presidente Fontana per lo svolgimento della relazione. Grazie, signor Prego, Presidente Fontana. Grazie, signor Presidente, signori consiglieri. Sono ad esporre succintamente quella che è stata la situazione che si è venuta a creare dopo che è stato attivato il percorso per richiedere l'applicazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione. Come è noto, il 116 afferma che ha ulteriori forme e condizioni di autonomie di cui alle materie del terzo comma dell'articolo 117, quelle indicate dal secondo comma del medesimo articolo, alle lettere L, N, S possono essere attribuite. Il 117 fa l'elenco, il 119 stabilisce poi che i comuni, le province e le città metropolitane hanno risorse autonome e parla di come si finanziano le stesse. Mi perdoni Presidente, se può avvicinarsi un po' al microfono perché i colleghi non sentono, grazie. Mi scusi. L'articolo poi 14 della legge 5 maggio numero 42 prevede che con la legge con cui si attribuiscono ai sensi dell'articolo 116 forme e condizioni di autonomia a una o più regioni, si provvede altresì all'assegnazione delle risorse finanziarie in conformità dell'articolo 119 della Costituzione e i principi della presente legge. Lo Statuto della Regione Lombardia, l'articolo 14, terzo comma, stabilisce che spetta al Consiglio deliberare in merito all'iniziativa e alla conclusione dell'intesa con lo Stato ai sensi del 116. Terzo comma, le disposizioni citate costituiscono quadro essenziale di riferimento nel quadro del quale si è sviluppato il percorso per il conseguimento dell'autonomia. Nel corso della 10ª legislatura si è intrapreso un percorso finalizzato a rilanciare il tema della richiesta per l'attribuzione dell'autonomia e nel corso della riunione del 17 gennaio il Consiglio regionale ha dato il via libera alla realizzazione di un referendum consultivo. All'avvio del confronto con il Governo per definire l'intesa per ottenere ulteriori forme e condizioni di autonomie e individuare le materie oggetto del confronto con cui sono stati impegnati il Presidente della Regione e la Giunta, volte ad individuare quali fossero le materie prioritarie su cui avviare il confronto. Le medesime indicate nella prima deliberazione consigliare negli anni 2000 da 167 del 2007 che aveva tentato per la prima volta di avviare il percorso per la maggiore autonomia. Nel 2017 il Consiglio regionale si è espresso nuovamente sul tema dell'autonomia approvando una mozione concernente il referendum per l'autonomia della Lombardia in cui impegnava il Presidente della Regione a istituire un tavolo tecnico, a svolgere una trattativa successiva al referendum, a negoziare
all'indomani dell'esito positivo del referendum. Il referendum si è svolto il 22 ottobre del 2017, ha visto la partecipazione di più di 3 milioni di elettori, il 95% dei quali si è espresso a favore del quesito referendario. A seguito di questo risultato, il Consiglio regionale ha approvato quasi all'unanimità, con soli 4 voti contrari, nella seduta del 7 novembre del 2017, la risoluzione concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione di ulteriori forme di autonomia. E in tale atto di indirizzo il Consiglio ha impegnato il Presidente della Regione ad avviare confronto con il Governo per definire i contenuti di un'intesa di cui all'articolo 116, a condurre il negoziato tenendo conto delle materie elencate nell'allegato A della risoluzione, a esplicitare il complessivo assetto della potestà normativa per la definizione di rapporti chiari tra legislazione, potere regolamentare, relazioni e funzioni amministrative, ottenere l'assegnazione di idonee risorse, ad assicurare adeguata, costante e tempestiva informativa al Consiglio regionale, a garantire forme e modalità di coinvolgimento degli enti locali. Nello stesso mese di novembre del 2017 è stato avviato il confronto con il Governo per definire i contenuti dell'intesa fra Stato e Regione. E il 28 febbraio del 2018 si è concluso il lavoro con il Governo, formalizzando un accordo preliminare contenente principi generali, oltre alle modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle ulteriori competenze, che prefigura alcuni livelli significativi di autonomia con riferimento a 5 materie: lavoro, istruzione, salute, ambiente, rapporti internazionali con l'Unione Europea delle regioni. L'accordo riconosce come impregiudicato prosieguo del negoziato sulle richieste di autonomia sulle medesime e sulle altre materie da parte della Regione. Accordi di contenuto analogo sono stati sottoscritti in tale data anche da parte della Emilia Romagna e del Veneto. L'accordo del 28 febbraio del 2018 stabilisce che l'approvazione della legge debba avvenire sulla base di un'intesa tra Stato e Regione su proposta del Governo, in conformità al procedimento per l'approvazione delle intese tra Stato e confessioni religiose, di cui l'articolo 8, terzo comma della Costituzione, e come tale può essere modificato, abrogato o derogata esclusivamente con leggi per le quali sia stato rispettato il medesimo procedimento bilaterale di formazione. Ecco, qualche considerazione sulla procedura di approvazione dell'intesa. Occorre evidenziare che il principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali mal si concilierebbe con un disegno di legge che intervenisse con integrazioni sostanziali rispetto alla comune volontà delle parti espresse nelle intese. Pertanto, pur nel rispetto del ruolo del Parlamento, che può e deve concorrere alla partecipazione e partecipare alla formazione del processo che porterà alla definizione dei contenuti dell'intesa, non si può disconoscere la rilevanza costituzionale del predetto principio di leale collaborazione. Si può quindi a riguardo prefigurare una soluzione che contenga il rispetto di ambi i profili evidenziati. Ciò avverrebbe prevedendo la possibilità di un atto di indirizzo parlamentare, quale una risoluzione che, a fronte di una comunicazione del Governo sullo stato del negoziato in corso, orienti l'azione del Governo stesso alle fasi successive del negoziato. Si poi deve evidenziare come, rispetto alle regioni a statuto speciale, le ordinarie, cui è attribuita maggiore autonomia, vantano una posizione giuridica peculiare, poiché le ulteriori forme e condizioni di autonomia, una volta concesse, non possono essere revocate unilateralmente, come in astratto potrebbe avvenire nei confronti delle regioni a statuto speciale, previa approvazione di una legge costituzionale diretta a mutare le competenze ad esse attribuite. Nell'avvio della XI legislatura si è immediatamente riattivata l'iniziativa per proseguire nella trattativa. Il programma di governo della XI legislatura prevedeva, ed è stato approvato nella seduta del 10 aprile del 2018, e tale programma prevedeva e confermava l'impegno per il percorso di autonomia.
Con l'ordine del giorno del 15 maggio 18 il Consiglio regionale ha impegnato il Presidente della Regione e l'assessore all'autonomia e alla cultura a promuovere ogni azione necessaria per proseguire nella trattativa, a rappresentare il governo nesso nevralgico nell'ambito della trattativa tra competenze e risorse e sostanzialmente con la conforme volontà di proseguire nella trattativa con il governo. Devo aggiungere che questi principi, quelli cioè di richiedere l'autonomia, sono assolutamente scusate, condivisi dal sistema lombardo, sia sul versante istituzionale che sul versante delle categorie produttive e sociali. Il 29 maggio del 2018 è stato siglato un protocollo tra Regione Lombardia, ANCI, UPL, sul quale si fonda un'azione comune ai fini del riavvio del confronto circa l'attribuzione alla Regione di ulteriori forme di autonomia. A ottobre del 2018 si è ulteriormente sviluppato il percorso di confronto con il Dipartimento degli Affari Regionali in relazione alle materie previste dal 116. In occasione degli Stati Generali dello Sviluppo tenutisi in Regione Lombardia il 24 ottobre del 2018, è stato chiesto alle rappresentanze di sostenere sul livello nazionale la maggiore autonomia della Regione. A questo proposito è stato redatto un documento che è stato sottoscritto praticamente da tutti i rappresentanti degli stakeholder del Patto per lo Sviluppo. Tra gennaio e febbraio del 19 si è sviluppata un'intensa serie di incontri tecnici. Il 30 gennaio del 19 ha avuto modo il Presidente della Regione di esprimere la propria soddisfazione a seguito dell'incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito dell'impegno assunto dal Governo di rispettare i tempi. Durante la sessione, un'ulteriore sessione degli Stati Generali per il Patto dello Sviluppo del gennaio del 19, il Presidente ha condiviso con gli stakeholder un documento a sostegno dell'autonomia come segno della forte attenzione e della priorità attribuita da tutto il sistema Lombardia sul tema. Con tale documento i partecipanti agli Stati Generali hanno invitato quindi il Governo a concludere sollecitamente l'iter per l'intesa proposta da Regione Lombardia a fine di predisporre il conseguente disegno di legge per l'approvazione da parte delle Camere secondo il procedimento previsto all'articolo 116, terzo comma. Questa è una rapida ricostruzione del percorso e dello stato in cui oggi noi ci troviamo, ribadendo che le valutazioni sul merito di tutte le materie sono state fatte, il confronto con i rappresentanti dei ministeri sono stati fatti, è stato predisposto un documento preciso nel quale la Regione Lombardia ha individuato quali sono i richiesti trasferimento, quali sono all'interno delle singole materie le singole competenze di cui chiediamo il trasferimento. Mi permetto di chiudere dicendo che quello che avevo finito poco fa di dire, che tutto il sistema Lombardia ci sollecita ad una rapida definizione della procedura. Grazie. Ringrazio il Presidente Fontana, lo invito se possibile magari a depositare la relazione presso la nostra Commissione. Adesso prima di fare intervenire il Presidente Zaia, chiedo a tutti magari di iniziare a prenotare gli interventi, un rappresentante per gruppo e poi dopo il Presidente Zaia facciamo un primo giro di domande. Prego. No, adesso facciamo intervenire il Presidente Zaia. Nel frattempo, se iniziate magari a prenotare uno per gruppo. Grazie. Prego, Presidente. Grazie. Grazie Presidente per l'opportunità e un ringraziamento anche a tutti i partecipanti, quindi membri, componenti della Commissione. Vi dirò che intervengo anche con piacere perché considero questa la sede della discussione futura e quindi la vera bicamerale dove io spero si possa affrontare veramente con serietà la partita dell'autonomia. Io ho una relazione, poi la consegnerò, ma vi evito la lettura della relazione, però alcune cose ve le vorrei dire. Come voi sapete, il Veneto ha vissuto in maniera molto energica
la partita dell'autonomia, nasce da condizioni sociali, geopolitiche, che tutti voi conoscete. Il Veneto confina con due realtà, due province autonome riconosciute dalla Costituzione repubblicana e una regione a statuto speciale. È incuneato, infatti noi diciamo che il nord-est non esiste perché l'unica regione a statuto ordinario è il Veneto, che arranca con le sue 600.000 imprese e 150 miliardi di PIL, arranca per chiudere tutti gli anni un buon bilancio a favore anche di tutta la comunità. Vi dico questo perché noi viviamo questa condizione e non vi sto parlando male o non sto parlando contro le autonomie degli altri, me ne guardo bene, io le sostengo le autonomie degli altri. Vi vengo a dire che da noi 32 comuni hanno chiesto di passare il confine. La vicenda di Sappada la conoscete. Sappada è uno dei 32 comuni che hanno avviato un processo di secessione dal Veneto per arrivare in contesti di comunità dove l'autonomia è reale. Difficile da spiegare a un albergatore di Cortina che al di là dello steccato i fondi che si danno sono fondi assolutamente più ingenti per sostenere il turismo e quindi comunque la competitività te la giochi nel raggio di qualche chilometro. Allora, in tutta questa partita il Veneto da 25 anni ha tentato la partita dell'autonomia. 25 anni di insuccessi, è accaduto però, come accade sempre, non si dice il muro di Berlino è caduto, tutti ci hanno un po' ragionato, i grandi esperti, i premi Nobel, alla fine dei ragazzi il 9 novembre dell'89 sono saliti sul muro e l'hanno tirato giù. E il nostro Big Bang è stato rappresentato dal referendum, ma soprattutto dal fatto di aver presentato una legge referendaria nel giugno 2014. Legge che il governo di prima ci ha impugnato, nel pieno dei suoi diritti, ci ha impugnato questa legge, noi abbiamo combattuto, era la terza volta che tentavamo di fare il referendum e la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi. Lo dico davanti al bicamerale dell'autonomia, che la Corte Costituzionale ha dato ragione a noi e ci ha autorizzato a chiedere ai veneti: vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite nuove forme e condizioni di autonomia? Ci ha detto, non ci ha autorizzato altri quesiti, nuove forme e condizioni particolari di autonomia. Quindi questo è il contesto nel quale discutere. Noi abbiamo battagliato 15 mesi per portare a casa questa sentenza. Abbiamo avviato un progetto che è assolutamente in linea con la Costituzione repubblicana e con tutte le leggi. Non possiamo accettare che nessuno si permetta di dire sciocchezze rispetto alla legalità del nostro percorso, che ha un vaglio estremo, che è quello della Corte Costituzionale. Ricordo peraltro che uno dei giudici in quel momento era Sergio Mattarella. Detto questo, noi abbiamo attivato, come ha fatto il collega Fontana, tutto un percorso per costruire questo progetto. Presentiamo una richiesta di 23 materie, che sono esattamente le materie elencate nella Costituzione. Anche qui non ci siamo inventati nulla che sia al di fuori della Costituzione. Vi ricordo che tutto questo processo noi l'abbiamo e siamo riusciti ad attivarlo in virtù della modifica del titolo quinto del 2001, che per ben 18 anni, 19, insomma 18 anni, è rimasto inatteso, inesplorato e non è mai stato assolutamente, la cui applicazione non è mai stata agevolata dai diversi governi, non è un problema di colore politico, perché comunque in 18 anni tutti sono passati a Palazzo Chigi in Parlamento, ma di applicazioni non ne abbiamo mai viste. È un percorso di virtuosità, la chiamiamo autonomia differenziata, ma lo è fino in fondo. Sentir dire che uno chiede troppo, uno chiede di meno, uno è più virtuoso, l'altro è meno virtuoso, lo trovo anche questo anacronistico, perché il legislatore, ma del resto anche i padri costituenti nel 1948, intravedevano comunque la possibilità di dare un'ossatura di logistica istituzionale assolutamente federalista a questo Paese. Pensate che la Costituzione repubblicana è stata scritta 3 anni dopo la fine, è stata approvata 3 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, esattamente nelle stesse ore in cui la Germania approvava la sua Costituzione. La Germania ha fatto una scelta autenticamente federalista, ha dato origine ai Länder, si è strutturata da subito in maniera autenticamente autonomista, esiste il Baden-Württemberg, esiste la Baviera. In Italia i principi federalisti ci sono fin dal 1948, perché se leggete la Costituzione ci sono chiari, non serviva la modifica del titolo quinto. La modifica del titolo quinto è servita come
istruzioni per l'uso, ma c'era già scritto che si poteva fare l'autonomia. Ben venga la modifica del titolo quinto, quantomeno oggi c'è un elenco di materie sulle quali non possiamo discutere se sono opportune o no, a meno che qualcuno non voglia modificare la Costituzione ulteriormente. Però i presupposti ci sono tutti. È differenziata perché ad ognuno, come diceva Einaudi, dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Io direi che dobbiamo dare più Stato dove ci vuole più Stato, meno Stato dove ci vuole meno Stato. Cito spesso Giorgio Napolitano. Da Presidente della Repubblica gli hanno chiesto che cos'è l'autonomia e lui gli rispose è una vera assunzione di responsabilità. Ed è esattamente questo il corso che noi abbiamo intrapreso. Ci sono delle comunità che hanno comuni in dissesto finanziario che sono, cioè, è imbarazzante vedere il numero di questi comuni. Adesso non sto qui a farvi l'elenco e poi qualcuno si agita. Però è pur vero che sono comunità, regioni in Italia che hanno il 20, 22, 25% di comuni in dissesto. La mia regione non conosce dissesto finanziario, la regione del collega Fontana non conosce dissesti finanziari e non è che abbiamo vissuto con opportunità diverse da altri. La buona amministrazione deve essere premiata. A me spiace, ve lo dico, perdonatemi se lo dico qui, ma penso che la sede sia assolutamente autorevole, a me spiace vedere che c'è qualcuno che comunque insinua che i cittadini verranno curati di meno per colpa dell'autonomia. Non è colpa nostra se in qualche comunità l'unica cosa che sanno fare sono buchi della sanità e esportare ammalati. Questo è il tema della sanità. A parità di condizioni, poi ci sono delle scelte che si possono fare. Perdonatemi, ma faccio un esempio. Nella mia regione accade, ma accade anche in Lombardia e in qualche altra regione, accade che abbiamo deciso di curare il tumore al seno dotandoci della breast unit, dedicando le chirurgie a persone specializzate che secondo le linee guida internazionali devono fare almeno 150 seni all'anno, prendendo in carico la donna che ha il nodulo sospetto e portandola fino alla fine del suo percorso. Il risultato è che il 95% delle donne che hanno il tumore al seno hanno una cura positiva di quel tumore. Ma la tragedia è che in giro per l'Italia le donne muoiono di più in altre comunità, ma non perché mancano i soldi, perché non si sono dotate di queste organizzazioni. Allora non si può dire che è colpa dell'autonomia. Andiamo invece a fare i conti a quella classe dirigente che governa male. Quindi noi accettiamo la sfida della virtuosità e concludo. Vado a concludere, poi sono a disposizione per le domande. Il tema è che la virtuosità deve essere premiata. Noi non stiamo proponendo la secessione dei ricchi, non stiamo proponendo un progetto di sublimazione dell'ingordigia e dell'avarizia del nord o altre boiate che sento dire. Noi stiamo semplicemente dicendo metteteci alla prova. Se voi andate a guardare la norma finanziaria che è stata proposta in quella bozza di intesa che io spero che qualcuno si decida di portare in Parlamento, in quella bozza finanziaria, perdonatemi se ve la spiego in maniera macchiaronica, ma rende l'idea anche di quante dichiarazioni sbagliate. Prego? Ah, scusi. Io tutto quello che dico ce l'ho scritto, tranquilli. E nel senso che vi do tutto, anzi ne approfitto per... Sì, si erano già resi disponibili. No, l'avevo detto all'inizio. Depositare, esatto, le relazioni. Ma dico anche di più, se voi volete materiale, qualsiasi tipo di materiale rispetto al percorso dell'autonomia del Veneto, ufficio studi, analisi, proiezioni, costi finanziari, tutto quello che volete è a vostra disposizione. Per noi non c'è nessun problema. Dico che la norma finanziaria, vi faccio un esempio, visto che si dice secessione dei ricchi, la norma dice introduzione dei costi e fabbisogni standard. Sembra quasi un'eresia, ma la 42 del 2009 prevede i costi e i fabbisogni standard, non è un'invenzione dell'autonomia, cioè questo Paese dovrebbe già essersi dotato dei costi e fabbisogni standard, non è la novità dell'autonomia. Cosa dice la norma finanziaria? La norma finanziaria dice si inizia con i costi storici e posso garantirvi che le nostre comunità ci rimettono con i costi storici, con la spesa storica, perché comunque siamo al di sotto. C'è un percorso di 3 anni di avvicinamento a quello che dovrebbe poi diventare il fabbisogno standard. Nel limbo si dice che partendo dalla spesa storica si passa alla spesa media storica nazionale per poi arrivare ai fabbisogni standard. Qualcuno dice ma è un percorso che potrebbe mettere in difficoltà qualcuno. Noi prima di andare in difficoltà siamo noi, perché nella norma finanziaria c'è scritto che
che siccome tu trasferisci delle competenze, la Costituzione dice che devi trasferire risorse. Fin qua ci siamo. Siccome lo Stato non può trasferire risorse, ma può solo darti la compartecipazione sul gettito, noi non possiamo avere un trasferimento, cioè è illegale, dobbiamo avere una compartecipazione. Se quella compartecipazione per pagare quelle competenze vale, che so, il 5% del tuo gettito di oggi, allora fissano il floor, cioè fissano il gettito di oggi e ti danno il 5%. Se il gettito aumenta perché l'autonomia funziona, riparte l'economia, è ovvio che tu il 5% ti dà più gettito. Ma se il gettito diminuisce, tu ti arrangi a pagarti le competenze. Quindi è una sfida di responsabilità unica. Questo è quello che diciamo. Ultima roba e chiudo. Il Parlamento. Io auspico, ma l'ho detto anche il collega Fontana in più occasioni, mi permetto di ricordarlo, auspichiamo che la discussione entri in Parlamento. Non ci fa paura il Parlamento, però non posso non ricordare che questa Commissione il 28 febbraio del 2018 ha già sancito che il percorso è quello del sì e del no. Però non è neanche giusto che il Parlamento non possa dire la sua. Allora, se da un lato la giurisprudenza dice, ma anche il buonsenso non è che serve a scomodare luminari della giurisprudenza e del diritto costituzionale, il contratto lo firmiamo in due, non è che una terza persona me lo può scrivere. E poi perdonatemi, se fosse anche così, il mio, fra virgolette, Parlamento, il Consiglio regionale non può dire la sua su un provvedimento che esce da un altro Parlamento. Diventa una storia infinita. Se volete dirci che non volete fare l'autonomia, affrontate il progetto in questa modalità, che è una modalità presa in giro, secondo me. Però è pur vero che noi potremmo affrontare la discussione parlamentare lasciando ampio spazio al Parlamento di dare indicazioni, di dare suggerimenti, considerazioni, tutto quello che volete. Ma dobbiamo discutere, o meglio dar modo al Parlamento di discutere, a mio avviso, ma è una mia posizione personale, sulla base di un contratto, di una bozza di contratto. Guardate, voi avete, perdonatemi se ve lo dico, avete l'opportunità di scrivere la vera pagina di storia di questo Paese. Se non la scrivete voi, la scriverà qualcun altro, ma prima o poi l'autonomia avverrà. Cioè, rendiamoci conto che su 20 regioni italiane, 17 hanno già un percorso attivato, 5 hanno già l'autonomia, definiamola così, le speciali hanno già l'autonomia, le altre hanno chiesto un percorso. Noi chiediamo 23 materie, Piemonte, l'amico collega del Piemonte ne chiede 12 se non ricordo male, Bonaccini dell'Emilia Romagna 15, la Toscana, parlavo con il Presidente Rossi, chiede un progetto alternativo. Insomma, lo stanno chiedendo tutti. Se davanti a questo processo ci giriamo dall'altra parte, arriverà qualcuno che lo coglie al volo e poi lo farà. Cioè, per cui io, guardate, ringrazio per la disponibilità, sono assolutamente disponibile per il materiale e anche per le domande, grazie. Ringrazio il Presidente Zaia e il Presidente Fontana, molto precisi e disponibili. Tra l'altro, allora, si sono già iscritti dei colleghi, abbiamo il Senatore Dal Mas. Prego. Buongiorno, grazie ai Presidenti. Devo dire che il Presidente Zaia, con la sua consueta direzione di linguaggio, ha semplificato le cose ed è arrivato al punto vero della vicenda. Io credo che il tema che stiamo affrontando ormai da anni, anzi mi permetto di dire che grazie ai due Presidenti oggi abbiamo riportato in attualità l'articolo 116, terzo comma della Costituzione, chi era costui, perché dell'articolo 116 non è che nessuno mai abbia pensato e concepito nella riforma del titolo quinto, legge costituzionale 3 del 2001, che quella fosse il grimaldello, l'ubicon system attraverso il quale avremmo cambiato lo Stato, perché questo ha detto Zaia, qui davanti avete l'opportunità, o cambiate questo Stato regionale e ne fate un'altra cosa, oppure, come dire, la storia si occuperà di voi, semplifico in questi termini. L'articolo 116, quando l'hanno pensato, pensavano a un qualcosina, pensavano ad una forma particolari e condizioni di autonomia. Guardate le tre materie dell'articolo della competenza esclusiva dello Stato, non so, organizzazione dei giudici di pace. Cosa significa? Che domani mattina le regioni nominano i giudici di pace? Non penso che sia questo né l'intento dell'avvocato Fontana né quello del dottor Zaia, non è questo il problema.
Il problema è evidentemente che oltre alle 3 materie di competenza esclusiva dello Stato che passerebbero alle regioni e le altre dell'articolo 117 di competenza concorrente, e già qui i 2 governatori dicono 2 cose leggermente diverse. Un conto è ciò che dice la Lombardia, un conto è ciò che dice il Veneto. Il Veneto, mi pare di capire, dice datemi tutte le materie di cui alla legislazione concorrente, oltre alle 3 di legislazione esclusiva dell'articolo 116, e mi date anche la possibilità di avere, come dire, le risorse, dove le otteniamo attraverso le compartecipazioni, quindi i 9 decimi di IVA, IRES, IRPEF, sostanzialmente tutto ciò che si produce, e con ciò andando a rispondere a quel tema che le regioni del nord da tempo hanno posto del cosiddetto residuo fiscale. Cioè, vale a dire, ricevono meno di ciò che si produce in quel paese. Ecco, io credo che non so se poi il Parlamento lo deciderà, ma credo innanzitutto che sia molto serio quanto hanno detto i 2 governatori, e cioè hanno auspicato che vi sia una chiarezza dal punto di vista del Parlamento su questo, e credo che questo tema importante delle autonomie differenziate non deve essere un tema delle cosiddette antinomie differenziate, e non può essere un tema che come dire, divide ulteriormente il paese tra nord e sud. Questo sarebbe una cosa che non fa bene all'Italia, non fa bene al paese e non fa bene a ciò che hanno detto i Costituenti nell'articolo 5: la Repubblica è una indivisibile. Detto questo, credo che il punto vero sia che forse il Parlamento deve dotarsi di una legge quadro per rendere operativo questo sistema e per far sì che non si come dire, eluda o non si vada contro allo spirito indicato nell'articolo 105 della Costituzione, cioè l'unità e indivisibilità della Repubblica. Lo dico da senatore eletto in una regione a statuto speciale, che è il Friuli Venezia Giulia, confinante con il Veneto. Diciamo, non è che il Veneto, caro Zaia, è incuneato tra 2 diverse specialità. Cioè, il Veneto è una cosa un po' diversa, siamo noi, come dire, una parte che soffre la derivazione di regioni, anzi di stati esteri confinanti, dove esiste la flat tax in Slovenia, in Austria, dove abbiamo assistito al problema della delocalizzazione delle nostre imprese. Allora, oltre al tema, il Parlamento in grado di fare una legge quadro, esiste un problema di fondo, cioè necessariamente tra Veneto e Lombardia abbiamo indicato 2 declinazioni in parte diverse dell'articolo 116, di dove si vuole arrivare all'articolo 116. Permettetemi di fare un piccolo riferimento. Noi, Friuli Venezia Giulia, siamo usciti dal Fondo Sanitario Nazionale nel 1997 e quindi ci paghiamo la sanità. Bene, oggi, se facciamo i conti, ci converrebbe ritornare nel Fondo Sanitario Nazionale. Quindi stiamo molto attenti su queste cose, perché evidentemente la questione è sicuramente complessa. Vedo che il Presidente Zaia, il Presidente della Lombardia, ha presente questa cosa. Il tema è questo, adesso chiudo. Sì, non volevo interromperla, Certo. però invito tutti magari a essere Una domanda, sì, ma veramente chiudo. Anzi, scusatemi se mi sono dilungato in considerazioni che sono, diciamo, personali. Ecco, la domanda è questa, soprattutto al Presidente Zaia, che è stato molto diretto ed esplicito dal punto di vista politico prima. Non crede che si avvii un processo che non solo dall'articolo 116 stravolge la Costituzione, ma a questo punto non stravolge, cioè modifica fortemente la Costituzione al punto tale che forse ciò di cui si parlava un tempo, penso alle macro regioni, penso all'esperienza della Fondazione Agnelli, non vorrei scomodare Miglio, ma è evidente che un problema di unità di questi territori esiste. Cioè, se lei antepone con il suo Veneto una specialità che supera la specialità costituzionale del Friuli Venezia Giulia, pone un problema al Friuli Venezia Giulia, il che non significa che dobbiamo stare separati, dobbiamo stare, io le rimando ciò che lei ha detto rispetto a Sappada, non mi risulta che ci siano altri comuni del Veneto che vogliano entrare nel Friuli Venezia Giulia. La ringrazio.
Sì, grazie onorevole. Adesso chiede la parola all'onorevole Parolo. Prego. Grazie Presidente, un saluto al Presidente Zaia, al Presidente Fontana. Io ho avuto la fortuna nella scorsa legislatura regionale di far parte della giunta del governo Maroni e quindi ho vissuto tutto il percorso che ci porta qui oggi. Voglio solo ricordare semplicemente che se siamo qui è anche perché oltre ai 5 milioni di cittadini lombardi e veneti hanno chiesto di fare questo, e questo lo ricordo a tutti i colleghi di tutti i partiti, perché una risposta questi cittadini la meritano. Io credo che ci siano due questioni sulle quali bisognerebbe soffermarci e che sono state toccate da entrambi i presidenti. Uno è il tema del percorso istituzionale, l'altro è il tema delle risorse. Ruota intorno a questi due grandi temi tutta la vicenda. Allora, in relazione al percorso istituzionale è evidente che stiamo facendo da apripista. È stato detto, l'articolo 116 terzo comma non è mai stato applicato. Se siamo qui, ribadisco, è anche perché 5 milioni di cittadini ce lo stanno chiedendo. Siamo di fronte a un percorso nuovo e la difficoltà sta nel fatto che la Costituzione prevede che il contratto, l'intesa, debba essere firmata tra due soggetti che sono il governo e le regioni, e nulla dice in relazione al ruolo del Parlamento che evidentemente deve approvare poi questa intesa. In realtà non è che non si dice nulla, ma non si dice nulla dentro il percorso. Evidentemente il Parlamento non può essere escluso da questo percorso e quindi anche dagli interventi che sono stati fatti dai due presidenti bisogna trovare una soluzione ragionevole che ci porti però alla conclusione del percorso, non a impedire che il percorso vada avanti e quindi certamente mi permetto di sentire rispetto al collega che ci ha preceduto una legge quadro, una legge di indirizzo significherebbe demandare alle calende greche la soluzione. Invece certamente un atto di indirizzo rispetto al quale anche i temi che sono stati toccati dal collega che mi ha preceduto possono essere elencati e disciplinati, ma che si basi, come è stato ricordato, su un preaccordo, altrimenti di quale atto di indirizzo possiamo dare. Quindi credo che sinora il percorso fatto sia stato fatto, a mio modo di vedere, in modo assolutamente corretto. Abbiamo l'opportunità come Parlamento di cogliere una grande occasione, prendere il documento, la bozza che è stata stilata come prevede la Costituzione dal governo e dalle regioni e esprimerci in maniera tale che poi possa essere poi ratificata, approvata dai due soggetti preposti secondo gli indirizzi che il Parlamento vorrà dare. E ricordiamoci che stiamo parlando di una procedura rafforzata e quindi lo prevede la Costituzione. Quindi anche da questo punto di vista è chiaro che il percorso, a nostro modo di vedere, non può essere che questo. Vado velocemente al secondo tema, che è il tema delle risorse. Qui invece, secondo me, siamo di fronte a una preoccupazione che più che fondata nei fatti è fondata su informazioni parziali o a volte anche strumentali e non se la prende il collega che mi ha preceduto, ma anche dal suo intervento ravviso questo modo di diffondere informazione, perché poc'anzi il Presidente Zaia ha detto esattamente il contrario di quello che, lo dico io così tolgo dall'imbarazzo del Presidente, di quello che il collega senatore diceva. Il Presidente Zaia non ha assolutamente detto che si vuole trattenere il residuo fiscale, tema rispetto al quale peraltro i 5 milioni di cittadini si sono espressi, ma ha detto espressamente che fissato il target dei trasferimenti attuali storici che lo Stato trasferisce alle regioni, si fisserà una percentuale di compartecipazione e su quella base si apre la sfida. Noi, lombardi, veneti, se volete, abbiamo la presunzione di pensare che saremo in grado di alzare il PIL, la crescita delle nostre regioni e quindi
dare più servizi ai nostri cittadini. Ma aggiungo una considerazione che il Presidente Zaia non ha detto. Se crescerà il PIL, fissato, faceva l'esempio il Presidente Zaia, il 5% la compartecipazione, il restante 95% andrà a tutti i cittadini italiani. E quindi questa sfida non solo non sottrarrà risorse al resto dei cittadini, ma produrrà probabilmente un maggior beneficio per tutti i cittadini italiani. Si aprirà un percorso virtuoso che potrà andare a beneficio e a stimolo di tutti i cittadini. E quindi credo veramente che sia un'occasione per tutti. Ecco, rispetto a queste due considerazioni, quindi io chiederei, se posso così dire, fare una domanda ai Presidenti, di ribadire con forza se condividono queste mie considerazioni, perché credo che possano aiutarci a sgomberare il campo rispetto a tante preoccupazioni che spesso, ripeto, vengono alimentate anche in maniera strumentale e che invece noi con forza dobbiamo, lo dico anche al Presidente, dobbiamo fare in modo che vengano eliminate, se così possiamo usare questo termine, alla fonte, cioè attraverso il nostro ruolo, affinché tutti i cittadini capiscano che siamo di fronte, i cittadini italiani, non lombardi e veneti, siamo di fronte veramente a un'occasione storica per avviare un percorso virtuoso per il nostro Paese. Grazie onorevole. Adesso la parola all'onorevole Zardini. Sì, chiedo di fare delle domande magari un po' più brevi. Esatto, e magari evitare di fare discorsi troppo dilungarsi troppo, perché il tempo stringe. Alle 11. Grazie Presidente, ci proviamo, però è anche un'occasione per noi ovviamente di intervenire e dire anche quello che pensiamo. Ringrazio ovviamente i due Presidenti, il Presidente Zaia e il Presidente Fontana, di essere qui con noi oggi. Come Partito Democratico noi intendiamo affrontare questo tema come una grande sfida per tutto il Paese, non solo per le regioni che hanno chiesto questo percorso. Peraltro, giustamente i Presidenti ricordavano che questo è un percorso innovativo, perché mai in precedenza è stato fatto, e quindi ci sono anche delle incognite procedurali a cui dobbiamo prestare molta attenzione, e questo perché in passato anche chi governava quelle regioni, quindi Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna in particolare, non avevano mai adottato questa procedura, ovvero non avevano mai indirizzato la richiesta di autonomia in questa direzione qua. Nel 2001 fu il centro-sinistra a modificare la Costituzione in questo senso, e quindi per quanto riguarda il Partito Democratico l'autonomia differenziata prevista dall'articolo 116,3 è l'elemento prioritario su cui poter lavorare. In passato invece sappiamo che si parlò di devolution, si parlò anche di secessione in taluni casi, e in quel caso ovviamente noi avevamo un dissenso molto forte, e solo dopo 20 anni dall'introduzione della modifica della Carta Costituzionale siamo arrivati a quello che era la nostra impostazione originale. Ed è per questo che abbiamo, nonostante qualche perplessità in Veneto, partecipato come Partito Democratico alla consultazione popolare. Abbiamo votato favorevolmente nonostante qualche difficoltà interna, sappiamo, principalmente per causa anche della propaganda del Presidente, perché anche oggi ci troviamo davanti a qualche difficoltà, io credo, nel percorso, perché se è vero che qualcuno magari ha mal interpretato le carte, che peraltro abbiamo anche fatto fatica a leggere, dato che non ci erano state consegnate, alla fine la difficoltà, diciamo così, interpretativa rispetto a questo percorso anche da parte delle altre regioni nasce dal fatto che durante la fase referendaria si parlava di 9 decimi, si parlava di autonomia speciale, si parlava di alcune cose che ovviamente non possono non preoccupare esponenti parlamentari e ovviamente presidenti di regione delle regioni diverse da quelle che hanno chiesto questo percorso. Da questo punto di vista, quindi, noi chiediamo che non ci sia nessuna rottura dell'unità nazionale nel percorso, chiediamo che non ci sia né da un punto di vista giuridico, né da un punto di vista economico, né da un punto di vista sociale. Questo è un elemento straordinariamente importante se, anche da parlamentare veneto, vogliamo arrivare in fondo a questo percorso. Questo percorso che secondo me
diciamo così, nasce un po' azzoppato. Perché? La prima cosa è il tema del ruolo del Parlamento, è stato citato anche dal collega leghista Lombardo, se non erro. Il tema del ruolo del Parlamento è un tema appunto nuovo, è un tema che i presidenti di Camera e Senato dovranno affrontare. Mi pare che la dottrina si stia esprimendo in una certa direzione maggioritaria, anche se non unanime. Mi pare anche che il Presidente della Repubblica abbia detto alcune cose. Da questo punto di vista concordo anche col Presidente Zaia quando dice: se il soggetto che propone una cosa non è più d'accordo perché magari il contratto è stato annacquato, è stato modificato radicalmente, c'è come dire, il diritto legittimo anche del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Veneto di dire la sua, così come del Presidente della Regione Lombardia, Emilia Romagna, eccetera. Ma è altrettanto vero che noi non possiamo passare sopra il Parlamento, visto anche il ruolo che deve avere, solo con un sì e con un no. È troppo poco. Decidiamo quando è l'elemento di discussione vera sui temi che rimangono aperti. Decidiamo insieme ai Presidenti di Camera e Senato quando è l'elemento di discussione anche per noi parlamentari, per tutti i parlamentari, non solo delle regioni interessate, e questo poi potrà aiutare il percorso sicuramente. Quindi maggiore trasparenza nel vedere le bozze, perché diciamo così noi abbiamo avuto alcune bozze dai giornalisti e credo che sia del tutto anche indecoroso per chi rappresenta la nazione dover elemosinare i documenti e conoscere cosa c'è scritto sopra quei documenti. Penso appunto che sia importante trovare un momento all'interno della procedura affinché il Parlamento possa dire la sua. E su che cosa? Soprattutto per esempio sull'impostazione. Ecco, che alcune regioni abbiano chiesto più o meno materie, penso che non sia indifferente. È un atto anche di arroganza, credo, chiederle tutte da subito, perché penso che alcune materie, per come la vediamo noi, siano anche di rilevante interesse strategico nazionale, per cui potrebbe essere che in una prima applicazione, per esempio come hanno fatto altre regioni rispetto al Veneto, magari la richiesta sia inferiore al numero di 23 materie, decidendo anche attraverso una consultazione e un coinvolgimento del Parlamento che si possa definire quali sono le materie su cui partire e mettere alla prova giustamente la responsabilità delle regioni che chiedono questo procedimento di autonomia differenziata. Un altro tema, è vero, è il tema delle risorse. Il tema delle risorse deve essere chiarito in maniera più netta. Per esempio, sentivo l'intervento del collega Lombardo della Lega e parlavo qui con alcuni colleghi, già dalle dichiarazioni dei presidenti non abbiamo avuto la stessa impressione circa il residuo fiscale, circa alcune altre questioni. Quindi la chiarezza per quanto riguarda come saranno utilizzate le risorse, sempre per non rompere l'unità nazionale di cui dicevo prima, è di fondamentale importanza, perché penso che anche la definizione della commissione paritetica debba essere rivista rispetto alle bozze che abbiamo avuto, perché secondo me non può comunque diventare affare privato tra lo Stato e la singola regione, ma siccome deve essere una sfida di tutto il Paese, concordo qui invece col Presidente Zaia quando dice che ci deve essere responsabilità da parte di tutti, una fase di transizione per cui tutti possono essere accompagnati verso forme di efficienza maggiore rispetto a quella attuale, diciamo nel suo complesso, perché appunto la diversità delle regioni è anche nell'ambito dell'efficienza della pubblica amministrazione. È ovvio che questo passaggio deve essere fatto insieme e quindi non soltanto attraverso un rapporto B2B tra la singola regione e lo Stato, perché altrimenti secondo me si rompe il meccanismo e il rischio vero di non far partecipare alla discussione del Parlamento, di non tenere insieme tutte le regioni in questo processo, anche quelle che ancora non avessero chiesto l'autonomia differenziata, rischia per davvero di far perdere un'occasione storica al nostro Paese e alle regioni che hanno chiesto di avere l'esito finale positivo, sperato anche dai cittadini. Sì, la ringrazio, onorevole. Adesso l'onorevole Acquaroli. Prego. Grazie Presidente. Diciamo che sicuramente è difficile essere contrari a un processo di autonomie, maggiori autonomie per le nostre regioni, in quanto oggettivamente le regioni del nord, le regioni del centro e le regioni del sud sono sia dal punto di vista climatico che ambientale e territoriale delle regioni diverse. Quindi
conferire ad ogni territorio la capacità di essere maggiormente competitivo e autodeterminare con più autorevolezza le linee di crescita economica e sociale e ambientale di intervento è oggettivamente un processo che, secondo il mio punto di vista, è assolutamente giusto e accoglibile. Il problema del regionalismo differenziato non si pone sul fatto si sia più o meno giusto, ma come realizzarlo in un ambito e in un quadro di rispetto della nazione e dello Stato nel suo complesso, e anche sia dal punto di vista chiaramente della operatività di ogni regione, perché non possiamo creare una regione diversa dall'altra e un'autonomia diversa dall'altra. Il quadro deve essere unico e deve garantire la solidarietà e l'unità nazionale. E poi c'è sicuramente una questione rispetto alle risorse che merita assolutamente una chiarezza che questa Commissione, ma credo che questo processo che sta maturando nel nostro Paese deve essere assolutamente sviscerata in ogni suo aspetto. La questione quindi che io vorrei porre ai governatori che sono oggi presenti e che sono due governatori assolutamente molto autorevoli, soprattutto nell'ambito anche di questo processo che si sta innescando nel nostro Paese, io vorrei chiedere se sono consapevoli, e sicuramente lo sono, della questione del divario dimensionale che ci sono in alcune regioni. Io ad esempio vengo dalla regione Marche, che è praticamente un terzo del Veneto, forse qualcosa come il 10-15% della Lombardia, e credo che per noi che siamo una piccola regione il problema si pone, perché tanti servizi, ad esempio l'aeroporto, il nostro aeroporto è un aeroporto che da solo non si sostiene. E noi gli chiediamo come possono le nostre imprese essere competitive se la questione dei servizi è lasciata alla dimensione, alla capacità, che purtroppo dipende dalla popolazione, dal numero delle imprese, di autodeterminare la competitività sul mercato. Poi è chiaro che ha ragione il governatore Zaia quando parla di sanità e di altri meccanismi dove è fondamentale il virtuosismo. E allora è giusto premiare il virtuosismo, ma non è giusto penalizzare chi per sue colpe non sue, perché magari 30 anni fa, perché magari il peso politico di una regione di 1,5 milioni di abitanti non è il peso politico di una regione di 10 milioni di abitanti, perché la collocazione geografica del nord non è sull'ambito e dell'asse dei trasporti est-ovest, non è lo stesso delle Marche, dell'Abruzzo, della Calabria, del Monese. Ecco, allora credo che questa questione dimensionale e anche infrastrutturale vada tenuta in considerazione. Se noi vogliamo maturare un processo di autonomia, il processo di autonomia non può prescindere da un'autonomia che coinvolga tutti e di garantire lo stesso punto di partenza per tutti. Allora io sono d'accordo, ma sono anche d'accordo in questo processo di autonomia che lo Stato garantisca a tutti lo stesso punto di partenza e poi chi è più virtuoso cammina di più, chi è meno virtuoso cammina di meno, ma non si può fare una discriminante, cioè non può pagare l'abitante della regione Molise oggi scelte fatte 30 anni fa, perché sarebbe ingiusto, sarebbe creare, e questo è il rischio che noi temiamo, due Italie o più di due Italie, 3, 4, 5 Italie. Questo sarebbe la fine dell'unità nazionale, perché innescheremo un processo che fra 30, 40, 50 anni creerebbe per forza un contrasto sociale e politico insanabile. Allora, sì, siamo tutti d'accordo sul regionalismo differenziato, inteso come il recupero dell'autonomia per garantire un cammino che possa essere un cammino virtuoso e più virtuoso a chi è maggiormente organizzato. Siamo un po' più titubanti quando alla linea di partenza di questo percorso c'è qualcuno che parte con un fardello troppo grande che rischia di affossarlo prima di partire. Allora vogliamo chiarezza rispetto a questi processi. Grazie collega Quaroli. Adesso la senatrice Abate. Grazie. Grazie Presidente, benvenuti ai Presidenti di Regione. Entro subito nel merito. Articolo 117, naturalmente c'è prevista questa forma di autonomia, ma l'autonomia non può prescindere da quello che è il dettato costituzionale. Abbiamo avuto in audizione il ministro Stefano e quando parlava di competenze
richieste dalle regioni in questo regime, in questo tema dell'autonomia, parlava di competenze parametrate per regione, io aggiungo perimetrate, quindi non tutte le regioni chiedono le stesse competenze, lo stesso numero di competenze, e già questo sarebbe una tematica da approfondire, perché non c'è un indirizzo unitario, però dovremmo poi andare a vedere, a studiare regione per regione quello che si chiede. Poi vorrei subito entrare nel merito degli standard, i cosiddetti standard storici, e prendo ad esempio proprio la sanità, così come è stata richiamata dal Presidente Zaia. Io vengo dalla Calabria, Presidente, che è una regione risaputa per quello che riguarda il dissesto sanitario, però io sono arrivata qui perché faccio parte del governo del cambiamento, voglio cambiare le mie cose nella regione, voglio condannare la mala gestione amministrativa e premiare quella che è le regioni, quelle che sono le regioni virtuose. Però non posso prescindere anche nell'individuare i presupposti che devono essere tenuti conti dall'autonomia da quella che è l'esigenza reale e non storica, perché per fare un esempio banalissimo, se io nella mia regione non ho asili perché la cattiva gestione amministrazione nella mia regione non li ha mai fatti, ciò vuol dire che io non abbia bambini e che non abbia esigenza di asili. Allora chiedo a lei, più o meno, lei come interpreta questa richiesta, ma non delle cattive amministrazioni, mi intenda, dei cittadini, perché io qui non rappresento in seno al Senato e quindi alla massima istituzione nazionale che è il Parlamento, la cattiva amministrazione o la cattiva gestione. Io rappresento i cittadini che vogliono vivere nella stessa velocità, dei calabresi che vogliono vivere con la stessa dignità che si vive in Lombardia. E poi le dico questo, per quanto riguarda anche la sanità e le varie regioni, non solo a livello dimensionale ma anche a livello proprio di contribuzione che hanno avuto, noi nella nostra regione riteniamo di avere avuto 2 miliardi in meno per quanto riguarda proprio il settore sanità, che poi anche quello che è stato dato è stato gestito male, nessuno lo può negare, ma è funzione della politica correggere questi cancri e quindi dare un segnale anche in questa direzione. Grazie comunque per le vostre relazioni. Grazie senatrice. Adesso abbiamo la senatrice Fregolent. Grazie Presidente. Ecco, io sarò molto, molto sintetica, ma spesso e volentieri dal dibattito, come è emerso anche oggi, si nota che qualche collega ritiene che questo percorso di autonomia o regionalismo differenziato sia teso a creare dei cittadini di serie A, dei cittadini di serie B e a mettere in evidenza, piuttosto che il virtuosismo delle persone, le proprie lacune. Ecco, io chiederei, anche se non è propriamente questa la commissione, forse sarebbe più competente il bicameralismo fiscale, però credo che il Presidente Zaia riesca a dare a questo consesso comunque degli elementi utili. Vorrei che ad esempio fugasse qualche dubbio rispetto alla spesa sanitaria e quindi se è vero o meno che la spesa sanitaria del Veneto in termini pro capite è maggiore rispetto agli altri, quali sono gli obiettivi LEA che sono stati raggiunti e quindi qual è il percorso virtuoso che è stato messo in piedi in questi anni, a significare che non sempre le regioni che attualmente chiedono l'autonomia hanno avuto per il passato risorse maggiori o hanno attualmente risorse maggiori e quindi anche è opportuno capire, come chi mi ha preceduto, la richiesta che viene avanzata di autonomia vada appunto ad incidere su una percentuale della compartecipazione e non tocchi le risorse che
che già per alcuni ora sono maggiori rispetto a quelle date alle regioni, che hanno invece chiesto questo percorso di, a me è piaciuto prima molto quando il Presidente si è espresso, di sfida sulla virtuosità, e quindi è opportuno che questa venga messa in evidenza. Così come rispetto all'ultimo intervento vorrei anche qui che venisse illustrato, per quanto riguarda la mia regione, se è possibile, se effettivamente lo Stato è intervenuto con la realizzazione di tanti asili statali, così come in altre regioni d'Italia, o seppure anche qui il Veneto si sia attivato in altri modi, e quale eventualmente sia la compartecipazione anche rispetto agli asili, che spesso sono scuole paritarie che ricevono molto meno rispetto alle agli asili statali. Grazie. Adesso l'onorevole Bond, prego. Grazie Presidente. Saluto i due Presidente della Lombardia e del Veneto. Mi dispiace non aver ascoltato bene il Presidente della Lombardia, ma ho ascoltato attentamente il mio Presidente e concordo con lui il suo intervento e sono perfettamente d'accordo. Voglio solo dire, poi faccio la domanda perché i tempi sono stretti, che quando la Corte Costituzionale ha letto attentamente la legge che veniva dal Veneto, quella del 2014, non so della Lombardia, ma più o meno siamo lì, ha valutato bene la costituzionalità del percorso, e quando l'ha autorizzata a fare anche il passaggio referendario, non è che non sapesse dove si finiva, si partiva a bocce ferme e si aveva praticamente un obiettivo. Non entro negli articoli della Costituzione. Voglio porre una domanda secca al Presidente Zaia, che conosco, ma più o meno allo stesso Presidente della Lombardia. Ipotizziamo che questo accordo venga approvato e il famoso articolo 5 o ex articolo 5 di questo accordo, che ho letto in parte sul discorso sistema finanziario, dica che si inizi con i costi storici per i 3 anni successivi, per poi passare ai costi standard. Ecco, la domanda che faccio è, siamo sicuri che questo passaggio sia un passaggio in qualche maniera positivo nella gestione delle varie materie che abbiamo a livello della Regione del Veneto, della Regione Lombardia? Perché i costi storici non sono un grande affare, Presidente Fontana, sono fondamentalmente da incrociare le dita a vedere se la situazione praticamente economica funziona. Allora, la considerazione che faccio è: abbiamo previsto o possiamo prevedere in questo accordo una sorta di commissione paritetica che va a lavorare in continuo e nell'attualità sull'applicazione di questo tipo di processo? Perché se abbiamo previsto questo meccanismo, allora a quel punto lì i due cuscinetti, i due livelli tendenzialmente tra Stato e regioni che andranno ad applicare l'autonomia o il regionalismo differenziato, le cose si equilibrano, e in quel caso lì tranquillizzo anche i colleghi che sono intervenuti, che concordo le loro preoccupazioni, perché se abbiamo una commissione che va a garantire a tutti una qualità di servizi erogati, a tutti significa non solo le regioni che hanno chiesto l'autonomia differenziata, ma anche quelle che non l'hanno chiesta, a quel punto lì noi non bleffiamo assolutamente, ragioniamo con i numeri puri e poi a quel punto lì andiamo via tranquilli. Il passaggio, questa prima domanda. Seconda domanda, secondo voi il passaggio in Parlamento è un preaccordo con atti di indirizzo, previa essenzialmente un atto governativo fatto dal governo, e poi arrivare in Parlamento con un preaccordo? Questo è il percorso migliore? Lo pongo a tutti e due i Presidenti. E poi finisco con una domanda secca, non do la risposta ma la data a voi, 3 domande, no, sul extragettito. Supponiamo che l'economia funzioni benissimo,
che si sia tutti felici, che lo spread arrivi a 80, che tutto giri bene. Cosa accade dell'extragettito? Domanda. Grazie Presidenti. Grazie, abbiamo gli ultimi due interventi, Gariglio e Pella, che prego di essere brevi. Sarò brevissimo, e Presidente, grazie. la ringrazio. Noi innanzitutto salutando i Presidenti Fontana e Zaia, noi conosciamo, signori Presidenti, il testo dell'accordo preliminare siglato il 28 febbraio 2018. Questo accordo all'articolo 2 conteneva norme in materia di durata temporale, quindi la prima domanda è le norme in materia di durata temporale di quell'articolo 2 rimangono nei testi successivi? Seconda domanda, girano e sono diffusi documenti relativi a bozze di intese del 25 febbraio 2019. Questi sono documenti che stanno girando nei ministeri. Vogliamo sapere se questi documenti sono stati depositati oggi, se potete gentilmente depositarli, se sono documenti che vi appartengono o se in qualche modo ci depositate le ultime versioni relative alle bozze di intese che stanno oggi girando nei ministeri. In seconda battuta, per quanto riguarda la Regione Lombardia, all'inizio di questa legislatura, il 26 luglio, credo, è stato depositato un dossier dalla Regione Lombardia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo alle materie oggetto di richiesta. Volevo sapere se questo documento può essere acquisito alla Commissione e se esiste un analogo documento contenente approfondimenti tecnici della Regione Veneto e se possiamo acquisirlo. Grazie. Perfetto, grazie. Onorevole Pella. Grazie. Sì, grazie Presidente. Ma due considerazioni. In primo luogo io credo che ognuno di noi conosca l'importanza di quello che è il voto popolare. Quando 5 milioni di cittadini si recano alle urne in una domenica non organizzata, ma per dare un'espressione di voto in maniera così forte e chiara su quella che è l'autonomia, io credo che al di là da dove proveniamo, da che partito apparteniamo, non possiamo che riconoscere quello che è un voto popolare che sancisce in maniera molto chiara una voglia molto forte dalle regioni che sono andate al voto di una autonomia importante. Quello che mi è piaciuto in modo particolare è quanto è stato detto su quella che deve essere questa sfida sulla virtuosità. Lo dico perché sicuramente il Presidente Fontana, avendo fatto per tanti anni il sindaco, così come il Presidente Zaia, che anche lui ha conosciuto molto bene il ruolo delle autonomie locali, sa bene oggi che se noi alziamo l'asticella sicuramente otteniamo dei migliori risultati, perché purtroppo indubbiamente oggi c'è una diversità a livello nazionale anche di costi, dovuta a una malgestione che sicuramente, come diceva il collega di Fratelli d'Italia, magari si è protratta negli anni, non per colpa di chi c'è oggi, ma che ha visto l'asticella posizionarsi al basso rispetto all'alto. E allora condivido in pieno quello detto dal collega Parolo. Cioè noi dobbiamo sicuramente partire da quella che è una giusta e doverosa, perché sia il Presidente Fontana che il Presidente Zaia sono stati eletti democraticamente da parte dei cittadini, da quella che è un'intesa che deve nascere tra loro e il governo. Accogliamo invece favorevolmente l'invito fatto al Presidente Mattarella, ma anche dal collega oggi Parolo, quello di riportare la discussione anche all'interno del Parlamento, perché sicuramente credo che il Parlamento abbia possibilità di intervenire in quelle che sono le linee di indirizzo stabilite da parte dei presidenti con il governo stesso. È chiaro che, come diceva il collega Bond, necessita poi la costituzione di un'eventuale commissione che in qualche modo deve lavorare in maniera non politica, ma in maniera più tecnica e costruttiva in quello che è un percorso finale. Potrebbe essere benissimo la questione affari regionali, senza costituire ulteriori carrozzoni, ed eventualmente andare incontro su quelle che sono oggi quelle sfide, quelle esigenze che sicuramente sui territori oggi ci sono. Un'ultima partita, lo diceva il collega Bon, l'ha detto il collega Parolo. Io credo che noi dobbiamo dare massima chiarezza su quello che è il tema economico. Lo dico perché in modo particolare ho condiviso tanti anni di percorso comune con il Presidente Fontana in ANCI. Ecco, noi dobbiamo, caro Attilio, avere quella chiarezza che come Comune abbiamo sempre rivendicato e oggi più che mai c'è fondamentale in quello che è un rapporto tra Stato e Regioni, perché noi come Forza Italia, ma credo come anche ognuno di voi e come tutti i gruppi politici, abbiamo comunque
da rispettare due grossi principi, che uno è quello dell'unità e uno è quello della solidarietà, così come comuni abbiamo sempre agito, perché lo sai molto bene, anche in quelle che era la discussione con i nostri vertici. Quindi ecco, io quello che chiedo è un percorso condiviso, ma naturalmente con la massima autonomia che in prima battuta dovete avere voi con il governo, una condivisione parlamentare, ma soprattutto poi nella concretezza della trasformazione delle competenze e dei provvedimenti, ma soprattutto chiederei una maggiore chiarezza da parte di tutti su quelli che siano i numeri finali dell'aspetto economico, perché anche su questo noi dobbiamo sicuramente spingere l'asticella alta su quel bel termine che ha usato il Presidente Zaia sulla sfida della virtuosità, ma dobbiamo anche tener conto di quelli che purtroppo oggi sono i problemi generali che in Italia ci sono, e ovviamente una diversità che sicuramente non sarà facile colmare tra nord e sud, o tra una regione più grande e una regione più piccola. Grazie. Grazie onorevole. Adesso un'ultima domanda rapidissima dell'onorevole Savino. Prego, e poi facciamo intervenire. Una domanda al Presidente Zaia, che ho visto che annuiva rispetto alla richiesta del collega Bond per quanto riguarda l'istituzione di una commissione paritetica. Allora, evidentemente la commissione paritetica è di rango costituzionale, quindi siccome l'ho visto annuire, chiedo a questo punto come intende procedere rispetto alla richiesta della costituzione di una paritetica, se no qua apriamo un ragionamento completamente diverso e andiamo a chiedere una modifica costituzionale rispetto alla richiesta di autonomia. Questa è la domanda che volevo fare. Ha chiesto il collega D'Alfonso un minuto. Proprio un minuto, 60 secondi. Come se fossi un'aliquota di polizia giudiziaria, un minuto. Presidente Zaia, soprattutto a lei, una domanda che è laterale rispetto al tema dell'autonomia, ma nei fatti è fratello diretto del tema dell'autonomia. L'intesa di cui al 117,8, dove si dispone di creare organi comuni tra regioni vicine per fronteggiare problemi comuni, e poi il macroregionalismo. So che avete all'ordine del giorno anche questo, mi interessa molto. Perfetto, grazie. Adesso facciamo rispondere i presidenti. Prego, Presidente. Grazie Presidente, grazie per le domande. Beh, io però dovrei dire subito una cosa, che sinceramente molte delle domande che mi sono state rivolte mi lasciano veramente perplesso, perché sentire parlare di attentato all'unità di questo Paese è una cosa che mi fa sobbalzare sulla sedia, perché vorrebbe dire che la nostra Costituzione prevede un percorso per arrivare alla disgregazione del Paese, perché non dobbiamo dimenticarci che noi stiamo facendo nella nostra richiesta assolutamente nell'ambito di un percorso costituzionale assolutamente legittimo. Quindi chi fa affermazioni di questo genere, che mi sembrano anche un po' subdole e che mi sembrano più volte a spaventare la gente, a lanciare messaggi subliminali che a dire la verità, mi dispiace un po' che faccia questi discorsi. Non c'è nessuna volontà, nessuna possibilità, nessuna intenzione di andare verso una disgregazione di questo Paese. E la cosa è, ripeto, sottolineata e ribadita dal rispetto costituzionale. Non scherziamo. Seconda cosa che volevo dire, ho sentito fare un'affermazione che anche quella mi ha fatto sobbalzare sulla sedia, cioè che non sarebbe democratico e non sarebbe legittimo il fatto che le regioni vadano a fare delle richieste differenziate. Qualcuno di voi ha detto tutte dovrebbero presentare, è assurdo che il Veneto ne chieda di più e l'Emilia Romagna. E beh, scusatemi, è in termine molto rozzo, prendetevela con la Costituzione, è la Costituzione che prevede esplicitamente questa ipotesi, ma non solo, è la Costituzione che, prevedendo questa ipotesi, prevede la possibilità che ci siano delle regioni che chiedono più autonomia, delle regioni che chiedono meno autonomia e delle regioni che non chiedono nessuna autonomia. Il riferimento è alla Spagna, perché in Castiglia non è stata chiesta nessun tipo di autonomia, in altre regioni medie, in altre regioni di più. È giusto, è sbagliato? Io dico che è bellissimo e che è giusto, ma comunque cambiate la Costituzione se non vi va bene e non fate delle osservazioni sull'applicazione rigorosa della Costituzione, perché se no non parliamo in maniera seria. Se diciamo che questa è una violazione democratica,
non parliamo in maniera assolutamente seria. Ognuno chiede quello che vuole. Uno è debole in qualche materia, non siete in grado di mantenere autonomamente l'aeroporto nelle regioni Marche e non chiedete l'autonomia su quella materia, così sarà sempre il governo, sarà sempre il potere centrale che vi potrà sostenere e chi vi potrà dare una mano per mantenere il vostro aeroporto. È proprio quella la bellezza di questa riforma. Risorse. E è un'altra cosa sulla quale si fanno più chiacchiere da bar che cortesia, non, scusate, potreste un attimino capisco che prestare le un mie po' di affermazioni, attenzione. quando Grazie. qualcuno non è d'accordo si lascia sempre un po' andare, ma io non ero d'accordo su molte delle cose che avete detto, ma sono rimasto rigorosamente ad ascoltarle. Molti sostengono che ci siano problemi di risorse, ma bisogna anche in questo caso leggere la base dell'accordo. Noi abbiamo semplicemente chiesto il trasferimento di competenze con le risorse che oggi spende lo Stato per svolgere quelle competenze. Quindi costo per la collettività 0. Se oggi lo Stato spende 100 in una certa materia, ci trasferirà quei 100 e le competenze che oggi svolge lui. E le competenze le svolgeremo noi. E in cosa sta il vantaggio, voi vi chiederete, se forse voi non riuscite ad entrare in certi discorsi. Vede, il vantaggio sta nel fatto che noi riteniamo di svolgere quelle competenze meglio dello Stato e a prezzi più contenuti. E allora noi crediamo sì di avere un vantaggio, perché spendendo meno risparmieremo dei soldi. E quei soldi ovviamente li tratterremo sulle nostre regioni, ma non li andremo a sottrarre a nessuno quei soldi, perché se oggi li spende lo Stato cambia soltanto l'agente pagatore. Se l'agente pagatore è talmente bravo di fare dei risparmi, quei risparmi rimangono nelle sue tasche. Quindi non c'è nessun problema né preoccupazione, la solidarietà rimane. Si parlava di un fardello di certe regioni. Il nostro fardello della solidarietà ce lo manteniamo sulle spalle. Il fatto che i 56 miliardi di residuo fiscale della Lombardia continuino ad entrare nelle casse dello Stato, noi lo lasciamo. Non chiediamo di spostarlo di un euro. Lasciamo che le cose rimangano come sono. Ognuno ha i suoi di fardelli, quindi non piangiamoci troppo addosso. Noi siamo orgogliosi di aiutare questo Paese e siamo orgogliosi di mantenere questo fardello di solidarietà nei confronti degli altri senza chiedere costi standard. Costi standard, non l'ha detto bene Zaia, non dovete addebitarli all'autonomia, non dovete approvare la legge 42, è la legge 42 che parla degli costi standard, ci sono e quindi questo se non li volete, non volete neanche evidentemente cercare di efficientare questo Stato, perché se voi ritenete che sia uno Stato serio, uno Stato che prevede la stessa prestazione pagata in maniera completamente diversa al nord piuttosto che al sud, vuole dire, se voi volete mantenere questo stato di cose, vuole dire che non volete assolutamente efficientare lo Stato, vuole dire che volete mantenere le cose così come sono. In ogni caso non lo dovete contestare a noi. Noi con i costi standard non c'entriamo niente, quindi prendeteveli con altri personaggi. Per quanto riguarda il percorso parlamentare, e anche qui sono rimasto molto perplesso, perché soprattutto il rappresentante del Partito Democratico, che giustamente si è arrogato il diritto di avere fatto la riforma costituzionale, dalla quale oggi vorrebbe un pochettino poi derogare, e si dimentica che anche sempre il Partito Democratico ha sottoscritto con il sottosegretario Bressa l'accordo fra le regioni e il governo. Quindi è stato il Partito Democratico che ha introdotto la procedura che deve essere seguita, perché, amici chiari, si può cambiare tutto, si può fare assolutamente tutto quello che si vuole, però noi non dobbiamo dimenticare che esiste una Costituzione ed esistono degli accordi già sottoscritti. Vogliamo rinunciare agli accordi? Vogliamo cambiarli? Va bene, però non possiamo far finta che non esista l'accordo di Bressa, non possiamo far finta che quella sia carta straccia alla quale non fare riferimento. E allora l'accordo... No, ma mi scusi, proprio perché l'ho capito, le dico che l'accordo di Bressa prevede che si applichi la materia
prevista dagli accordi per affari religiosi e quindi il Parlamento o approva o respinge. Quindi forse non ha capito lei o non ha letto bene lei l'accordo. Io l'ho capito benissimo quello che lei ha detto e ho capito benissimo che quello, se lo volete cambiare, lo cambierete. Io ci ho detto, dato che sono sempre stato un difensore delle assemblee e sono sempre stato un assembleerista, sono assolutamente convinto che il Parlamento debba intervenire. Sicuramente, ma non dovete dimenticare che la legge della Costituzione prevede che tutto si basi su un accordo fra governo e regioni e quindi, fino a prova del contrario, io non credo che un terzo possa intervenire a modificare un accordo intercorso tra altre persone, soprattutto in considerazione del fatto che una di quelle persone non può essere neanche presente alla discussione per sostenere le proprie ragioni. Perché, signori, voi andreste a cambiare un accordo che noi abbiamo sottoscritto con il governo, che noi andremo a sottoscrivere con il governo, senza che io possa essere presente a difendere perché l'accordo è stato scritto in un modo piuttosto che in un altro modo. Si possono violare tutti i principi di diritto e di buonsenso di questa terra, però teniamo conto di questo piccolo dettaglio e non è, credo, un dettaglio di poco conto. Ci ho detto, io mi permetto di dire che non ci sia nessuna arroganza nelle nostre richieste. Non siamo arroganti se abbiamo chiesto tante materie. Non ho capito perché chiedere l'applicazione integrale della Costituzione venga letta come un motivo di arroganza. Io credo semplicemente venga letta come un motivo di orgoglio e di voler accettare una sfida su una materia che, ove applicata, può assolutamente migliorare le condizioni di vita di questo Paese, perché sono convinto che il Paese si debba efficientare guardando ai modelli migliori, non cercando di rallentare i modelli migliori per farli retrocedere alle situazioni che non funzionano. Questa è un'opportunità che ha tutto il Paese. È chiaro, si può stare a discutere di tante cose, se mancano gli asili nido, questa è la prova, senatrice, che questo tipo di organizzazione statale non ha funzionato. Perché se avesse funzionato in Calabria ci sarebbero gli stessi asili nido che ci devono essere. Senatrici, questa è una valutazione sua, io non l'ho interrotta. Mi permetto di dirle che la considerazione da fare è che il sistema ha portato a questa conclusione, che in Calabria ci siano meno asili nido che in Lombardia, che siano devianze o che siano sistemi poco conta. Io sono convinto che se volete più asili nido siete oggi nelle condizioni di chiederli, come sarete domani, nel momento in cui ci fosse l'autonomia, che voi la chiediate o che non la chiediate, nelle condizioni di modificare e di richiedere gli asili nido che mi mancano. Sicuramente non è l'autonomia che vi toglie la possibilità di avere gli asili nido. Eliminate le vostre devianze, se lei le chiama così, e sia tranquilla che senza le vostre devianze avrete tutti gli asili nido che volete. Grazie. Prego tutti di non fare interventi senza il microfono perché poi crea dei problemi allo stenografico, mi dicono i funzionari. Prego, Presidente Zaia, che tra l'altro deve andare via brevissimo. Grazie, ma ci torno se volete. Facciamo... intanto cerchiamo di vedere la bottiglia mezza piena, no? Come dico io, solo i pessimisti non fanno fortuna. Allora, oggi nel programma di governo e comunque nella grande discussione è entrata l'autonomia. Noi siamo qui stamattina, mai avremmo pensato, mai qualcuno avrebbe pensato che ci fosse una bicamerale che si sarebbe occupata di autonomia. Io colgo un po' e ho seguito con attenzione i vostri interventi e cerco anche in maniera didascalica di dare delle risposte. Senatore Dal Mas, premesso che i comuni che vogliono andare in Friuli sono Cinto Caomaggiore, che ha già fatto il referendum nel passato, Gruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, San Michele a Tagliamento e Meduna. Quindi non è vero che non ci sono comuni che non vogliono andare in Friuli. E dico che dal senatore Dal Mas e anche da altri senatori, da altri parlamentari, quindi l'onorevole Zardini, l'onorevole Acquaroli, ne ha parlato anche ovviamente la senatrice Abate,
e in generale poi un po' tutti quelli che sono intervenuti, in parte, ne viene fuori il tema dell'unità nazionale. Ma trovo anche verosimile che qualcuno possa avere questa preoccupazione, no? Uno dice, vabbè, ma questi qua arrivano gli egoisti dal nord e si sono inventati, tirano fuori il coniglio dal cappello e ne viene fuori che questi ci fanno la sorpresa. Non è così, lo diceva anche il collega Fontana prima, noi abbiamo cercato di applicare in maniera assolutamente rispettosa la Costituzione. Anche qui, la riforma del 2001, del titolo quinto, che poi è rimasta inapplicata, diciamolo fino in fondo, forse anche superflua se avessimo avuto una visione più anglosassone e un approccio più anglosassone, molto probabilmente non serviva, quel titolo quinto nasceva per contrapporre alle spinte del nord una cosa molto più istituzionale, onorevole Zardini, no? Perché nasce da lì. Lei che ha 2 legislature la conosce bene questa partita. Allora in questa partita ne viene fuori che noi andiamo in quella direzione, lo facciamo in maniera rispettosa, ma però dobbiamo anche dire che dal 2001 ad oggi la giurisprudenza è stata molta. Quindi quando sento dire, non so, lo diceva il senatore Dal Mas per primo, ma poi è stato anche oggetto di qualche intervento, anche se in maniera minimale, cioè la legge quadro, no? Poi Parolo ha detto anche la sua su questa partita. Cioè, la verità è che giurisprudenza oggi sul titolo quinto ce n'è, ma è giurisprudenza solida, non sono pareri o dissertazioni sul titolo quinto, sono sentenze della Corte Costituzionale. Cioè pensare di andare con una legge quadro in Parlamento per stilare il libretto uso e manutenzione del titolo quinto che dovrebbe permettere l'applicazione del comma 3 del 116 vuol dire incasinare la partita. Io penso che sia superfluo il tema della legge quadro, penso invece che dovremmo andare al concreto. Allora, il tema qual è? La paura la paura, penso anche concreta da parte di qualcuno, no? Cioè legittima più che concreta, che qualcuno vada a inficiare l'unità nazionale. Ben venga, ci sono tutte le clausole di salvaguardia della situazione. Ce n'è una per dire nella bozza d'intesa, rispondo anche all'onorevole Gariglio, no? Queste bozze noi le abbiamo consegnate, le dovete chiedere poi al ministro Stefani, nel senso che noi sappiamo che l'ultima bozza ufficiale presentata, che è andata sul tavolo del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre, poi ci sono stati degli aggiustamenti, ma queste sono richieste che dovete fare, ma per un fatto anche di rispetto. Però dico, rispetto a tutte queste attività ci sono le clausole di salvaguardia, ma nelle bozze, vi stavo dicendo, stavo perdendo il filo, troverete che non si parla di solidarietà e di sussidiarietà. Ma non è una dimenticanza, proprio perché è fatta salva la solidarietà, ma mai ci saremmo pensati di andare a toccare questo fronte. Allora, per quanto mi riguarda, l'intesa è un'intesa che non va a inficiare l'unità nazionale. L'articolo 5 della Costituzione è chiaro, è lapidario e non c'è nulla da dire. Il tema della solidarietà e della sussidiarietà nazionale. Il tema della competitività. Io, guardate, ho ascoltato con attenzione la senatrice Abbate, perché poi mi metto nei panni di un calabrese e dice, ma qua cosa sta succedendo? Arrivano i vichinghi dal nord e fanno un disastro. Ma guardi, le cito solo un dato. Guardi, non glielo cito provocatoriamente, glielo cito per essere costruttivo. Comuni in dissesto finanziario presenti sono Sicilia, 26,8% dei comuni, sono 107 su 339. Campania, 33% dei comuni in dissesto, 183 su 555. La sua Calabria, purtroppo, 54% dei comuni, cioè 1 su 2 è uno sfacelo, 222 comuni su 409. Lei dice, ma qual è la cura? Ma io la cura ce l'avrei. La cura sarebbero i costi standard e i fabbisogni standard, cioè cominciare a imporre il principio per cui questi 30 miliardi di sprechi che abbiamo a livello nazionale sulla pubblica amministrazione rientrino velocemente nelle casse dello Stato. Perché noi non possiamo continuare a finanziare gli sprechi, dobbiamo finanziare la virtuosità. E giustamente ne viene fuori da parte sua, ma anche da parte di altri, perdonatemi se non cito tutti, il tema, lo diceva poi la senatrice Fregolent facendo le domande, il tema della sanità. Ma partiamo da un presupposto che noi dobbiamo garantire a tutti i cittadini italiani, da campione d'Italia a Canicattì, il LEA. Io non voterei mai un amministratore che non garantisce il LEA, i livelli essenziali di assistenza ai miei cittadini.
Ma voi li votate e chiedetevi perché. I LEP, i livelli essenziali di prestazione. Allora, finitela col dire che noi ci guadagniamo dalla immigrazione sanitaria. Perché, guardate, la mia regione quest'anno ha un tasso di immigrazione sanitaria che vale più o meno, non lo dico a lei, approfitto del suo intervento, vale più o meno 300 milioni di euro. Se uno fa i conti della serva dice, beh, i veneti, 300 milioni dalla Calabria, dalla Campania, dalla Sicilia. Noi curiamo volentieri tutti i cittadini, a prescindere dal colore della pelle, dal credo religioso, dalle scelte sentimentali, noi curiamo i cittadini. Punto. Che abbiano i documenti in tasca, non ce li abbiano, li curiamo tutti. Però poi vado a vedermi le prestazioni che arrivano dal sud e scopro che non mi mandano i tunnel carpali, non mi mandano le appendiciti, non mi mandano le ernie inguinali, ma mi mandano tutte le complicanze che detta proprio in soldoni, sulle quali non si guadagna. Guardate che noi non guardiamo i conti. Perché vi dico questo? Perché poi vado in quelle regioni e scopro che gli amministratori hanno fatto una scelta di abdicare alla sanità pubblica. E trovo regioni piene di sanità privata, dove il cittadino ormai sa che se vuole essere curato bene deve pagare. Questo vi deve preoccupare, non il nord che chiede l'autonomia. È scandaloso quello che accade al sud. È scandaloso quello che accade al sud. Guardi, mi perdoni se mi agito, però quando io vedo sta gente che arriva con la valigia di cartone, disperata, che non ha neanche i soldi per pagare l'albergo per assistere il proprio familiare, noi non possiamo accettare queste cose. Voi la rivoluzione la dovete fare assieme a noi, senatrice, non contro di noi. Dovete farla con noi, cittadini del sud. Guardate che c'è una foresta che cresce al sud, che vuole queste cose. E come si fa? Andate a vedere gli indicatori. Gli ospedali, se non funzionano e se non servono, vanno chiusi. Guardate quante apicalità avete di primariati rispetto alla popolazione. Scandaloso in alcune realtà. Non vuol dire, sì, più primari non vuol dire curare bene i cittadini. Allora, anche il popolo del sud deve cominciare a dire basta. E guardate, approfittate dell'autonomia per dire questo, approfittate di questo. Se questo percorso non vi è messo in piedi, continueremo a sprecare, ma alla fine veramente morirà la gente perché è curata male. La mia regione ha fatto una scelta, 12% punto di sanità privata. Serve, è un benchmark, è un confronto, avere una... Vedo Zardini, abbiamo, che so, Negrar, che è un grande centro, ma la sanità privata, noi gli abbiamo detto fai di tutto, ti specializzi e fai alcune cose e come fate voi e cresci. Ma non esiste che il pubblico abdichi alla cura dei propri cittadini. E poi lasciatemi dire, le 23 materie, poi mi zittisco e risponderò ancora a due robe didascaliche. Ma le 23 materie sono troppe, le possiamo fare a scartamento ridotto, ma facciamo... Ma guardate, c'è scritto in Costituzione, non ve lo ripeto, però è pur vero, non mi potete dire che mi date la responsabilità di curare 5 milioni di veneti, e abbiamo dimostrato che lo facciamo bene, e mi dite che non posso fare qualcosa di mio, occuparmi della valutazione di impatto ambientale. No, giù le mani. Cioè, ma scusate, salvo la vita ai veneti, non posso occuparmi della valutazione di impatto ambientale? O delle soprintendenze? Ma in che mondo siamo finiti? Ma scusate, io rispetto le idee di tutti, ma il Veneto deve essere rispettato. Cioè non esiste che si metta in dubbio la serietà di questo progetto. Io ripeto, se non lo facciamo noi, lo farà qualcun altro. Ma cioè, io non voglio passare alla storia, lo diceva prima anche il collega Fontana, io non voglio passare alla storia come quello che ha avuto l'opportunità e non ha approfittato. Ci sarà scritto, ci ha provato, non ci è riuscito. Colpa degli altri però, 2.328.000 veneti da me sono andati a votare. E segnatevelo, potevano essere molti di più, ma le TV e le parrocchie hanno suonato le campane quando abbiamo raggiunto il quorum. E se qualcuno non ha sostenuto questo referendum, perché pensava che non raggiungessimo il quorum? La verità è che il 57,1% dei veneti sono andati a votare e per il 98,7% hanno detto sì. Chiudo ricordando quindi che è una partita che ci interessa. Poi qualcuno dice, ma perché? Guardate, se le regioni che sono in difficoltà si affrancano, noi ci guadagniamo. Perché è scritto che un paese che a metà non tira è un paese che comunque alla fine trascina giù tutti. Se volessimo vederci anche una visione utilitaristica. Chiudo e do veramente... all'onorevole Guariglio ho risposto rispetto alle bozze e comunque tutto il resto del materiale è a sua disposizione, cioè a vostra disposizione, per quel che riguarda la regione.
All'onorevole Pella ho risposto rispetto alla solidarietà e alla sussidiarietà. All'onorevole Savino che chiedeva, eccola lì, ma lo chiedeva anche l'onorevole Bond, la paritetica esiste, nell'intesa è prevista, ma già nell'intesa, nella preintesa con Bressa, quella delle 3+1 delle 4 materie, era già prevista, cioè la commissione paritetica è la condizione irrinunciabile in una condizione come questa, di un tagliando biennale da farsi, e in più voglio anche ricordarvi che l'intesa parla sempre di 10 anni, anche qui. Vuol dire che è Ma non l'ha chiesta lei, ma interviene su una domanda che non ha fatto. Sì, prego, chiedo cortesemente ai colleghi di non intervenire, di non sovrapporsi, perché c'è sempre quel problema famoso dello stenogramma. No, scusi. Prego. No, Presidente, la domanda l'ha fatta l'onorevole Sabino e non il senatore Del Mas. Ma dicevo, scusi la battuta, però dicevo, oltre alla paritetica, vi ricordo che l'intesa comunque è un arco temporale, cioè 10 anni, anche perché, scusatemi, ci può essere una regione che fa danni con l'autonomia ed è bene che a questa gli si taglino i viveri e torni all'ovile. In generale, chiudo, guardate, i padri del federalismo dicono questo. Prego? Sì, in che senso? No, ma l'ho detto prima, forse hai perso l'intervento. Nel mio intervento ho detto che si inizia con la spesa storica, si passa attraverso la media storica nazionale e dopodiché si dovrebbe atterrare sui fabbisogni e i costi standard. Però ecco, i padri del federalismo, io ho chiuso, dicono che il federalismo e l'autonomia è centripeta, il centralismo è centrifugo. Allora, se non vogliamo disgregare questo Paese, bisogna comunque imboccare il percorso che altri paesi, altre democrazie occidentali hanno imboccato in tempi non sospetti, hanno dimostrato di garantire unità e anche visione. Io non mi preoccuperei del fatto che una regione chiede di più, di meno, perché non so, voi fate l'esempio giustamente dell'Emilia Romagna che chiede 15 materie contro 23. Io vi porto l'esempio di... Sì. Prego di non intervenire senza il microfono, senatrice. La prego, no. Se deve intervenire, ma chieda la parola. Non avevo detto che è giusto o sbagliato, non avevo fatto questa, ho detto come si coordinano poi le... Ma sa, guardi, è il coordinamento delle Grazie. varie... ma ecco. le faccio un esempio. Nella sanità come ci coordiniamo? Che dovete scegliere amministratori in grado di fare gli amministratori. C'è la legge della valutazione di impatto. No, ma guardi, se la legge di valutazione di impatto ambientale viene attribuita come competenza alle regioni, a me risulta che in Italia bisogna rispettare le leggi, altrimenti si va in galera. Se qualcuno trova delle scorciatoie, evidentemente non saranno più in linea le scelte regionali, ma noi non possiamo fare il processo alle intenzioni, perché sennò torniamo al solito discorso che ogni cantiere è una carriola di Malta e ad accompagnarla c'è un ladro. Io non condivido questa visione, perché io sono per fare le infrastrutture e per rispettare la legge, ma tu non mi puoi fare il processo prima. Grazie. Se mi consente solo un dettaglio per la senatrice Abate, perché mi è arrivato il dato. Non è vero che la Calabria abbia avuto un ridimensionamento dei trasferimenti nel servizio sanitario nazionale, anzi nel 2019 ha avuto 21.725.000 euro in più rispetto al 2018. Presidente, parlavo degli anni pregressi, evidentemente si è corso ai ripari. Evidentemente si è corso ai ripari. Perfetto, scusi, Anche se senatrice, mi perdoni, però in genere si chiede la parola, il Presidente la dà per una questione di correttezza nei riguardi di tutti. Presidente, mi dicono che ho detto 2 miliardi poi di differenza negli anni pregressi, però il senso delle mie domande forse è stato più che altro afferrato dal Presidente Zaia, che lo ringrazio per questo. Grazie. Gentilissima, grazie, ringrazio i Presidenti Fontana e Zaia e la seduta è chiusa.
cartone neanche Totò e Peppino nella...